e il mondo dell'economia che le Camere di Commercio rappresentano, noi stiamo proponendo un modo per promuovere non solo l'economia attorno al cinema, questo volevo dire, cioè è importante fare economia attorno al mondo del cinema, ma questa economia non è solo il dato matematico quanto produce, ma quello che dà, ecco perché l'apertura via sul turismo, che non si vede o che non è subito quantificabile. Quando oggi presentiamo più tardi 3 film veneti che sono qua nella mostra del cinema, da 3 anni un film veneto è parte della mostra del cinema, ma qualche altro set usa il Veneto, e quanta promozione c'è attorno a un film che poi gira il mondo e presenta il nostro set ideale che è il Veneto. Quante persone si possono innamorare del Veneto attraverso queste fotografie che presentiamo? Ecco, io questo credo sia il messaggio che attorno a questo accordo, a mio avviso importantissimo, cioè economia e cultura, che poi è il tema che diamo a Venezia, capitale della cultura del 2019, diamo questo titolo. Beh, in qualche modo io ringrazio Venezia che per prima ci ha lavorato, le Camere di Commercio che assieme a noi hanno condiviso questa idea, e se vogliamo fare la rete e lavorare assieme, questo è il modo, perché bisogna passare dalle parole ai fatti. Quando fai i fatti vuol dire che ognuno perde un po' della sua potestà per mettere assieme agli altri, condividere un progetto e speriamo nel tempo di avere risultati. Io vi ringrazio.